Cari telespettatori di Toscana Sprint, con le immagini dell'azienda vinicola Giorni di La Stella di Vinci, ci troviamo per il 27esimo Gran Premio Panificio Vescovi Memorial, intitolato anche ad un appassionato, una persona che, un grande organizzatore di corse nella zona di La Stella, Memorial Claudio Cecconi, riservato alla categoria allievi. Qui le immagini del foglio firma per quello che riguarda gli atleti della categoria allievi, con gli atleti da Mille Luci, gli atleti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella. Abbiamo visto Federico Galeotti in primo piano, lui che è uno dei favoriti. Quest'oggi il tempo sembra essersi rimesso dopo aver piovuto presto la mattina. Dobbiamo dire che questa gara, riservata alla categoria allievi, viene ricordata anche come 15esimo trofeo Claudio Cecconi alla memoria, il 26esima Coppa Sef Pavimenti, la 26esima Coppa Calciotarificio Il Bischetto. Qui invece con le immagini del bellissimo territorio intorno Vinci alla Stella, e qui siamo già passati con le immagini al ricordo al cimitero di La Stella, per ricordare proprio questa persona importantissima per tutta la Stella di Vinci. Eccolo qui, Claudio Cecconi con Valerio Vescovi, che è andato a porgere i fiori sulla tomba. Le immagini, ecco qui, proprio del compianto Claudio Cecconi. Ricordiamolo, era un organizzatore di tantissime gare, appassionato di ciclismo. Le immagini degli uomini della Stabia al cimitero, con anche quelli della Empolese Bilindelli. Qui invece siamo sempre con gli atleti che si stanno andando a schierare per la partenza. Vediamo anche alcuni membri della giuria, lo stemma dell'azienda vinicola Giorni. Ricordiamolo anche i membri della giuria. Il presidente di giuria era Giovanni Guidi, il componente Lisa Izzo, mentre il giudice d'arrivo era Marco Andrea Malanima. Qui siamo con le immagini al trasferimento. Gli atleti si stanno già portando verso la zona di arrivo, però ricordiamolo che ci sarà un altro trasferimento al chilometro zero fissato in zona Mastro Marco. Qui invece le premiazioni, le varie premiazioni per gli atleti, diciamo, di casa. Abbiamo visto prima la premiazione di Valerio Vescovi per Mattia Antonelli, lui che è stato invitato anche per via del fratello che si trova, diciamo, in delle condizioni particolari, mentre invece qui le premiazioni per prima abbiamo visto Matteo Baldacci dell'Hyperfinish, poi abbiamo visto Tobia Zingoni della stessa formazione, e poi Ludovico Crescioli, tutti atleti di casa premiati dalla presidentessa dell'associazione sportiva dilettantistica La Stella, l'amici di Claudio Gabriela Menichini. Qui invece siamo con la partenza ufficiosa, non ancora ufficiale. Gli atleti si sposteranno nella zona di Mastro Marco e poi prenderà il via. Qui le immagini del panificio Vescovi, qui si prenderà il via. Eccolo qui, Valerio Vescovi che abbassa la bandierina, ed è partita la gara ufficialmente, questo 27esimo Gran Premio Panificio Vescovi, e in memorial Claudio Cecconi soprattutto, lo abbiamo detto mille volte. Andiamo a elencare ora le formazioni che hanno preso parte a questa gara. L'Unione Cilistica Empolese, il gruppo sportivo Iperfinish, il Team Stradella, la Bestia di Calenzano, l'Appenninico 1907, l'Aerobike Riccione, la Berti Mobili Benassi, il Pedale Certaldese, la Polisportiva Mille Luci, la San Cascianese Ciclismo, la Campi Bisenzio, la Speedy Bike, la Società Sportiva Aquila, il Team Valdignevole, il Casano e la Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella. Qui siamo ancora con le prime battute di gara, non c'è stato nessun attacco dopo il via ufficiale, una velocità moderata. Ricordiamo che il percorso prevedeva una salita di giornata, la salita di Poggio Tempesti, non molto impegnativa ma poteva far male. Qui siamo al 27esimo chilometro di gara, sulla salita di Poggio Tempesti. Sono venuti via in 3 atleti che hanno anticipato il gruppo, ma di pochissimo. Abbiamo visto prima l'atleta della San Cascianese, si trattava con il numero 57 di Mattia Piccini, con il numero 8 invece era Matteo Baldacci, e poi in maglia Unione Cilistica Empolese era Niccolò Bianchini. Questi 3 atleti hanno preso una cinquantina di metri sul gruppo. Ora passa proprio Bianchini a fare l'andatura, Baldacci si porta in terza ruota, passa Piccini, ma il gruppo è lì dietro, sta rientrando piano piano. Vediamo, sembrano le maglie della
Bessi, proprio così, poi una maglia della Berti, poi in maglia Team Valdinievole sembra essere Frius, in terza ruota del gruppo sta ancora Bianchini a forzare l'andatura davanti, ma il gruppo è ufficialmente, diciamo, rientrato su questa curva, alza ancora l'andatura, forza ancora l'andatura Bianchini della Empolese, l'hanno presa fortissimo, dopo 27 km di gara hanno veramente preso forte questa ascesa del Poggio Tempesti. È proprio Brugnoli ora, Brugnoli della Berti Mobili Benassi che si porta quasi in cima al Poggio Tempesti a fare l'andatura, Baldacci alla sua ruota, poi Piccini, Frius, sembra essere Iacchi della Bessi dietro rientrare, essere uno dei primi a rientrare, però arriva anche subito il gruppo davanti a Galeotti che sta facendo l'andatura, Federico Galeotti, dietro di lui la maglia di campione provinciale di Pistoia, Vincenzo Russo della Polisportiva Mille Lusci, si muove Galeotti, si muove l'atleta di casa, l'atleta che tutti vorrebbero che vincesse forse oggi, Ludovico Crescioli, il tifo è tutto dalla sua parte oggi, insieme a lui c'è Russo, poi è diventato anche un atleta della Hyperfinish, con il numero 15 Tobia Zingoni. Occhio a questo atleta, è un quartetto molto interessante. Ricordiamo che in cima alla salita non finisce, c'è falso piano fino a Cerretto dove inizia la discesa ufficialmente. Forza ancora l'andatura Federico Galeotti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella, il manto stradale a volte è bagnato, va a chiazze. Dietro a Galeotti è passato ora a fare l'andatura Ludovico Crescioli, atleta di casa, poi Russo, Zingoni, sembrava Sitera della Bessi, e poi il gruppo via via è molto allungato, l'hanno presa veramente forte, si lascia andare il gruppo nelle ultime posizioni, le maglie della Mille Luci. Siamo al 37esimo chilometro di gara, siamo al passaggio con Lorenzo Conforti davanti, è riuscito a prendere il largo Lorenzo Conforti, un buon margine per lui, è passato in questo momento, sta ora per passare il gruppo tirato dagli uomini della Empolese che oggi avranno da scortare il proprio capitano Ludovico Crescioli, e dietro in forza tutta la formazione diretta da Salvatore Palumbo, gli atleti della Stabia tutti dietro. Qui invece siamo già passati al 42esimo chilometro, siamo verso per andare la salita di Poggioni. Siamo con i due atleti dello Stabia, uno è sempre Lorenzo Conforti e con il numero 8 è Matteo Baldacci che è rientrato su di lui. Con loro viaggia anche Gavilli della Polisportiva Mille Luci, con il numero 46, Lapo Gavilli, è stretto nella morsa del duo della Hyperfinish. Sta facendo ora l'andatura Baldacci, in terza ruota c'è Conforti. Interessante il profilo di questo primo anno, al primo anno in categoria, ha già portato vittorie importanti, piazzato al campionato regionale, nona posizione per lui. Gavilli ha fatto un bellissimo secondo posto alle spalle di Serni a Livorno. Ora siamo sullo strappo di Poggioni proprio, sta passando Conforti a forzare l'andatura, poi dietro di lui il suo compagno di squadra Baldacci, sempre in terza ruota ora Gavilli, ma il gruppo sta rinvenendo, la maglia bianca sembra essere quella di Vincenzo Russo della Mille Luci. Infatti forse ora ci spieghiamo perché è rimasto passivo Gavilli, perché si è mosso da dietro il suo compagno di squadra Russo e con lui si è mosso anche Ludovico Crescioli. Sono rientrati questi atleti, c'erano con loro altri 3 atleti e ora parte subito di rimessa un atleta della Bessi. Andiamo subito a vedere chi si tratta. Con il numero 26 si tratta di Emanuele Pinzauti della Bessi Calenzano, poi con loro insieme c'è Baldacci, poi abbiamo visto con il 69 dell'Aquila Riccardo Giorgevic, Baldacci, Giorgevic e Pinzauti, ma sempre Vincenzo Russo, maglia di campione provinciale. Qui intanto con le immagini siamo passati al 50esimo chilometro, siamo sulla salita di Poggio Tempesti, Lorenzo Boschi a fare l'andatura, lui sì che può fare la differenza, anche se non è una salita per le caratteristiche dell'atleta della Mille Luci. Dietro di lui viaggia Davide Leonardi, è proprio lui Lorenzo Boschi, sta facendo l'andatura, lui che ha delle caratteristiche da scalatore. Con loro viaggia un atleta della Empolese Birindelli, non si tratta di Crescioli ma sta agendo da stopper
per aiutare, anche se dietro le maglie della Bessi che hanno in Sitera ma anche in Iacchi le loro punte, quindi punteranno sicuramente a cercare di entrare. Sono in 2 davanti a fare l'andatura. Il manto stradale è molto viscido in quella curva, ha piovuto, aveva un po' piovuto. Boschi sta ancora forzando l'andatura, ma da dietro gli uomini della Bessi stanno facendo un grandissimo lavoro per rientrare su questi 3 atleti, e ci stanno riuscendo perché avranno 10 metri, non di più di ritardo. Boschi non ha capito ancora che dietro il gruppo c'è, con lui c'era Leonardi e un atleta della Empolese che agisce da stopper, perché lo ripetiamo, il loro uomo di punta oggi è l'atleta di casa Ludovico Crescioli. Boschi si gira in questo momento, continua nella sua azione nonostante abbia visto che la Bessi sta forzando, vuol provare a forzare l'andatura, a cercare di capire se qualcuno sa sgretolare il gruppo. Infatti vediamo che il russo è rimasto passivo in questo momento. E siamo al 64esimo chilometro di gara, zona Cerbaia, davanti un atleta della Speedy Bike con il 66, Francesco Rossi, ma ancora Lorenzo Boschi a rilanciare l'azione. Dietro di lui sembra essere Giordani, suo compagno di squadra. Oggi non è la corsa adatta a Lorenzo Boschi, ci vogliono salite più impegnative per lui, ma si sta dando veramente da fare per aiutare i propri compagni di squadra, magari più veloci. Uno di questi potrebbe essere l'atleta in maglia di campione provinciale di Pistoia, Vincenzo Russo. L'abbiamo visto molto attivo a seguire Ludovico Crescioli, loro che l'anno scorso erano compagni di squadra alla Empolese, quindi si conoscono bene Crescioli e Russo. Intanto vogliamo anche ricordare, intanto c'è la svolta in lì a Cerbaia, alcuni sponsor di questa gara come Pizzeria Fornallegna Amici Miei di Lamporecchio, Arte Infissi di Cerbaia a Lamporecchio, Impresa Edile Fagni Luca di Via Maremmana località Stella di Vinci, Vescovi Renzo Costruzioni Stradali sempre a Lamporecchio, Bruno Costruzioni a Lamporecchio. Intanto con le immagini sulla corsa siamo sempre in zona Cerbaia con gli atleti della Stabia che stanno cercando di prendere in mano le operazioni, poi gli atleti della Empolese a cercare di tenere protetto il proprio uomo di punta oggi Ludovico Crescioli, con il 3 Edoardo Coltelli, poi dietro di lui con il numero 9 Matteo Belluomini, poi Claudio Gianni del team Valdignevole in terza ruota, poi Giordani in quarta posizione. Sta venendo via un drappello di 6-7 uomini, ma il gruppo è lì a 10 secondi, non lascia fare. Siamo intanto al 72esimo chilometro di gara, è venuto via con la maglia di campione provinciale Vincenzo Russo. È un atleta pericoloso, è un atleta davvero pericoloso. Quando si passerà sotto l'arrivo ci sarà il suono della campana, quindi occhio a lasciare spazio a un atleta così pericoloso. Vincenzo Russo ha preso veramente margine e la pedalata è buona. Dietro di lui stranamente, ma stranamente per dire, c'è un atleta della Unione Ciclistica Empolese. Qui siamo sempre con le immagini su Vincenzo Russo che sta veramente avendo un buonissimo periodo. Il mese di giugno lo ha incoronato come uno dei suoi migliori, anche visto il podio al campionato regionale. Qui è rientrato su di lui l'atleta dell'Empolese, sta ancora forzando Russo, passa ora a condurre invece l'atleta della Empolese Birindelli, Bianchini, Niccolò Bianchini, che viaggia con Vincenzo Russo. Probabilmente si conoscono i due perché l'anno scorso indossava la maglia, Russo indossava la casacca della Unione Ciclistica Empolese. Il gruppo non è distante, siamo ancora sullo strappo di Lazzaretto per andare verso l'ultimo chilometro e il cartello che indica la Stella di Vinci. Siamo ancora con il 2 in testa. Bianchini ora ha chiesto il cambio a Russo che ha messo le mani basse, passa a condurre la maglia di campione provinciale di Pistoia. Occhio perché è un atleta da tenere sott'occhio. Dietro, eccolo, sta arrivando una coppia al loro inseguimento, sempre un atleta della Empolese Birindelli con il numero 29 a condurre. Si tratta di Leonardo Cervelloni della Appenninico e poi era l'atleta con il numero 5 Alessio Nicci, ma sono già rientrati tutto il gruppo. Ora forcing della Hyperfinish, sono rimasti fuori da questo tentativo e sicuramente Salvatore Palumbo, che è uno che manda sempre i suoi ragazzi all'attacco, non è d'accordo
stanno cercando di entrare, infatti il russo si ferma in questo momento, capisce che l'Hyperfinish ha deciso di chiudere e c'è subito uno scatto di rimessa. Siamo ormai vicini al passaggio, vediamo che davanti abbiamo scorso le immagini della Team Valdignevole. Passa Zanetti e Frius con una decina di metri di vantaggio sul gruppo. Vedremo se decideranno di forzare l'andatura e di provare a andare da soli verso l'arrivo, ma non è così, perché siamo al 76esimo chilometro, alla parita. Sempre Gavilli davanti, gli uomini della Polisportiva Mille Luci. Ora si fanno vedere anche gli uomini del Team Stradella. Oggi manca la punta di diamante, Bosicevic, il campione regionale. Si sta preparando anche lui per i campionati italiani su pista. Stanno forzando ora l'andatura, si va verso l'arrivo, ormai non manca tantissimo, 5 km, non di più. Hanno già fatto lo strappo dell'apparita, si va ora a tutta discesa, poi ci sarà l'ultimo strappo, lo strappo finale, quello di Lazzaretto, con il numero 20 del Team Stradella ora a condurre la gara. Si tratta di Flavio Serafini, passa ora a condurre con il 26 Emanuele Pinzauti della Bessi, ma gli uomini della Hyperfinish sempre lì davanti, sempre lì davanti. Il gruppo però rimane compatto, sembra ci sarà una volata. Potrebbe essere una volata e di atleti forti, conforti, bell'uomini, zingoni per la Hyperfinish. Però occhio anche a Vincenzo Russo, anche se ha sprecato diverse energie. Occhio a una stilettata di Giordani che potrebbe fare la differenza. Occhio alle volate anche, bravino in volata Lorenzo Iacchi della Bessi, che ci pare essere lui in testa al gruppo in questo momento. Poi dobbiamo dire anche di Alessandro Romeo Zanetti, atleta del Team Valdignevole. Lui ha una bellissima volata, però occhio anche a Federico Galeotti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella e a Brugnoli della Berti Mobili Benassi, sempre gli atleti della Bessi a fare l'andatura. Era proprio Lorenzo Iacchi. Il manto stradale allo svincolo per Lazzaretto il manto stradale è bagnato. A fare l'andatura ora, a forzare l'andatura gli atleti della Hyperfinish. Si trattava di Gabriele Paolini, dietro di lui sempre un atleta della Empolese, bravissimi oggi, Edoardo Coltelli in questo momento. Si sono mossi tutti, Giorgevic dell'Aquila viaggia con loro, cartello di 2 km dall'arrivo. Ci siamo ormai, ci siamo, si cerca di anticipare la volata e questi tre atleti sembra aver preso un piccolo vantaggio. Paolini con Giorgevic e Coltelli, ma occhio perché il gruppo dietro rinviene. Gli uomini della Bessi di Calenzano sono sempre loro a forzare l'andatura, sempre loro. Guardate che forcing, vengono su. Sembra essere sempre Pinzauti che si alza ora sui pedali. Dietro di lui è Piccini, Mattia Piccini della San Cascianese, che va a rincorrerlo. È proprio Pinzauti della Bessi che sta facendo un forcing scellerato per cercare di frazionare il gruppo, per favorire qualche compagno di squadra. Lo abbiamo detto prima, Sitera e Iacchi su tutti. E qui c'è lo scatto in questo momento, un altro scatto. Mattia Piccini della San Cascianese Ciclismo che ci prova, ha preso una cinquantina di metri. Non è stato un attacco deciso, dobbiamo dire, ci ha provato, ma sembrava il gruppo è lì dietro. 50 metri, non di più, il suo vantaggio. Non si è ancora voltato per capire, ma occhio perché siamo nelle battute finali, 1500 metri all'arrivo. E Piccini ha già preso un piccolo margine che potrebbe essere anche decisivo. Va ad aumentare il vantaggio, quelli della Bessi non ce la fanno a chiudere e quelli della Mille Luci non li aiutano. Quindi a questo punto, se nessuna squadra si organizza, Piccini ce la può fare. 6-7 secondi il suo vantaggio, non di più, ma potrebbero anche bastare il cartello, il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro. Mattia Piccini quest'anno ha rischiato di fare un'impresa simile in provincia di Livorno, quando venne ripresa a 2 km dall'arrivo. Ce l'ha la sparata da finisher e ce l'ha davvero, perché siamo quasi al cartello, passato già il cartello della Stella di Vinci. Si va verso l'arrivo, si volta, ce la dovrebbe fare perché il gruppo ormai ha dato ormai vinta su. Si lotta ormai per il secondo posto dietro. Mattia Piccini, lo abbiamo detto, lui quest'anno ha rischiato di vincere in provincia di Livorno una gara. Ripresa ai 2 km dall'arrivo, si alza ancora sui pedali. È stato bravissimo, aveva preso solo 50 metri. In quel momento gli atleti della Bessi
non hanno avuto le gambe, neanche la convinzione di andarla a riprendere. Si gira, è vicinissimo il gruppo, Galeotti davanti con Crescioli, è scontro tra compagni, futuri compagni di squadra, ma alza le braccia al cielo Mattia Piccini che va a vincere davanti a Ludovico Crescioli della Empolese e a Federico Galeotti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella. Quarto Lorenzo Conforti della Iperfinish, quinto Pier Giorgio Cozzani del Casano, sesto Jacopo Militello dell'Appenninico, settimo Matteo Belluomi della Iperfinish, ottavo Davide Leonardi della Iperfinish, nono Alessandro Romeo Zanetti del Team Valdinievole e decimo Francesco Brugnoli della Berti Mobili Benassi. Qui invece siamo con le immagini rallentate dell'arrivo vittorioso di Mattia Piccini della San Cascianese Ciclismo, e con queste immagini della vittoria nel finale di Mattia Piccini possiamo andare alle interviste di rito con i protagonisti di questa gara. Mattia Piccini, San Cascianese Ciclismo, oggi una bellissima vittoria, un'azione nel finale ti ha portato vincitore di questa gara. Sì, è stata una gara molto dura perché siamo andati forte, però poi alla fine sull'ultimo strappo avevo le gambe, quindi ho provato a venire via e sono riuscito a finalizzare. Era un'azione che avevi già pensato di fare o tu pensavi magari a un'azione su qualche strappo prima? No, avevo già pensato di venire via alla fine dello strappo e alla fine sono riuscito a realizzare l'intenzione. Una dedica speciale per questa vittoria che ti ha fatto indossare anche la maglia di campione provinciale della provincia di Firenze. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a tutta la mia squadra che mi sostiene sempre. Ludovico Crescioli, empolese, un secondo posto sulle strade di casa si può dire per te oggi. Non era un percorso, non c'erano grandissime salite per te, però sei riuscito nonostante questo a vincere la volata del gruppo. Sì, oggi ci tenevo molto a vincere perché ero sulle strade di casa. L'anno scorso non era andata proprio come volevo, quest'anno volevo provare a far bene. Sì, non c'erano grandi salite, quindi niente, ho aspettato la volata. Piccini dopo lo scollino di Lazzaretto ha provato a anticipare, è riuscito ad arrivare e ho fatto il secondo, ho vinto la volata del gruppo. Abbiamo visto la tua squadra molto attiva, anche Bianchini nell'ultimo giro aveva provato magari per tenere anche più a riposo le tue energie che servivano proprio per una volata eventuale, perché non ci sono stati attacchi molto pericolosi durante questa gara. Sì, infatti devo ringraziare anche la mia squadra per questo secondo posto perché a metà corsa mi hanno dato sempre una grande mano, quando c'era qualche fuga un po' più importante si sono messi a tirare, quindi questo secondo posto va anche a loro. I prossimi obiettivi di Ludovico Crescioli? E sicuramente la prossima domenica ci sarà la Pisa Volterra e punterò tutto su quella corsa. Federico Galeotti, Monte Carlo Ciclismo Pizzeria La Rusticanella, oggi una gara diciamo un po' bagnata su un percorso diciamo abbastanza difficile, ti è andata via nel finale questo ragazzo, potevi magari ottenere di più? Sì, c'è partito all'ultimo chilometro, ha anticipato, nessuno ha chiuso, ha preso quei 20 metri e nessuno l'ha più ripreso. È stata una corsa che era, diciamo, si andava sulla salita di Poggio Tempesti, molto ondulata, un percorso che ti è piaciuto alla fine per le tue caratteristiche? Sì, più o meno si diceva le mie caratteristiche con l'arrivo in volata, ma ho preso un pochino troppo lunga la volata e ero al terzo posto. Un ringraziamento speciale per questo podio? A tutta la squadra, la mia famiglia e la mia ragazza. Gabriella Menichetti, presidente della società della Stella di qui di Vinci. Vescovi, che è uno degli organizzatori, si può dire organizzatore principale di questa gara per allievi. Oggi il tempo vi ha anche aiutato perché non ha, diciamo così, diluviato, è riuscito in tutto, carasse cadute non ce ne sono stati, intoppi grossi non ce ne sono stati. Sì, è vero, praticamente ci ha salvato questo tempo perché ieri sera era immesso in un modo che forse sapeva un po' paura anche di non fare la gara. Invece ha voluto che si arrivasse anche quest'anno a avere una grande gara con grande soddisfazione da parte di tutti gli sportivi qui della Stella e del circondario, ha voluto ripagare l'impegno che da mesi e mesi persone qui della Stella, di Mastro Marco, si sono impegnate perché far sì che questa gara riuscisse come sempre fra le più belle della Toscana, e mi sembra che insomma, ci sia riuscita, ecco. Ecco, oggi è stata una giornata, come abbiamo detto, il tempo è resistito tutto. La Stella di Vinci è una frazione che possiamo dire molto bella, dove si vedono molti vini e tutto. È riuscito, come ha detto anche tutto oggi?
Sì, in effetti è riuscito tutto e noi ne siamo particolarmente soddisfatti perché questa è la gara in ricordo di Claudio Cecconi. Claudio Cecconi aveva voluto fortemente alla Stella le gare ciclistiche e la giornata del ciclismo e gli amici di Claudio hanno continuato con un impegno sempre più gravoso, ma io direi anche ricco di soddisfazioni. Tanti atleti, tanto pubblico e anche il tempo che ci aveva veramente preoccupato fino a poche ore fa, finora è stato clemente. Quindi aspettiamo magari il prossimo anno per rivedere questa gara che ormai possiamo definirla storica nel panorama ciclistico toscano. Sì, veramente storica. Diciamo, aspettiamo anche la fine di stasera perché riesca anche la serata con gli juniores. Speriamo che il tempo lo permetta e che tutto si svolga regolarmente. Sì, è una, detto, ormai credo che sia a livello anche nazionale una fra le giornate più belle dello sport, perché poi è una giornata intera che comprende tutto il ciclismo.